Conquistava la fiducia di ragazze minorenni del suo stesso ambiente e la usava per convincerle prima a inviargli foto osè e poi ad avere con lui rapporti sessuali. A un allenatore di 40 anni, residente nel veneziano, è stato notificato dai carabinieri l'obbligo di dimora e il divieto di avvicinarsi a 3 giovani, una delle quali non ancora diciottenne. L'uomo è indagato per adescamento di minori, detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minori. L'indagine, condotta dai militari del comando provinciale sotto la direzione della Procura di Venezia, è nata dalla segnalazione della madre di una delle ragazze, che aveva percepito i segnali di una strana relazione della figlia con l'uomo, per lo più svoltasi attraverso scambi di messaggi su WhatsApp, alcuni inequivocabili. Dalla perquisizione a casa dell'allenatore e dalle successive testimonianze con audizione protetta delle vittime, i carabinieri hanno scoperto che l'indagato aveva compiuto ripetuti atti sessuali con altre 2 ragazze all'epoca minorenni e deteneva vario materiale pedopornografico. Secondo gli investigatori, dopo aver convinto le ragazze alle prestazioni, l'allenatore le costringeva a tacere sull'accaduto con minacce e pressioni psicologiche.